Questa è una parte delle mura di cinta di Villa Dolfina a Castelfranco Veneto. Le forti piogge hanno fatto crollare una parte dell'argine. Il sindaco Stefano Marcon questa mattina ha effettuato un sopralluogo per verificare la situazione. Come si vede, è ceduto parte della mura di cinta di Villa Dolfin, le cui cause sono ascrivibili in parte sia al maltempo, in parte sembra anche uno scarico otturato. L'amministrazione si è già attivata per mettere a punto degli interventi sperando che le prossime piogge non peggiorino la situazione. Abbiamo già fatto un punto della situazione assieme ai tecnici della provincia, quelli comunali e il Genio Civile di Treviso, competente in questa zona, in questo argine del Muson, con i quali siamo rimasti d'accordo di trovarci venerdì e fare il punto della situazione. Intanto le previsioni meteo non sembrano essere favorevoli, si prevede altra pioggia anche nelle prossime ore. Insomma, il maltempo davvero non dà tregua nella Marca. Quasi ogni sera è caratterizzata da piogge e raffiche di vento che stanno creando non pochi problemi nei comuni. Ieri le zone più colpite dai temporali sono stati tra Istrana e Castelfranco, una quindicina di interventi e diversi mezzi impegnati, tagli di piante scantinati e garage allagati. A Cusignana, con una folata di vento, è letteralmente volata via la copertura di un capannone. I vigili del fuoco sono intervenuti per ripristinare con i teli il tetto del fabbricato. Medesima situazione sabato notte, un temporale si è battuto nel Trevigiano con un violentissimo acquazzone accompagnato da forti raffiche di vento che hanno assunto in breve tempo la configurazione di una tromba d'aria. Le zone colpite sono state tra Canizzano e Quinto, numerosi alberi sono stati sradicati, per questo è stato chiuso anche un tratto del percorso ciclopedonale Treviso-Stiglia, dove piante e grandi fusti si sono abbattuti lungo la via. Non solo, ma anche diversi danni ai pali della luce del telefono. Colpita anche la Noalese, dove i vigili del fuoco sono intervenuti immediatamente per liberare la statale dalla caduta di rami ed alberi. Giornate di super lavoro per i vigili del fuoco che vengono allertati per numerosi interventi fino alla mattina. Un'estate decisamente anomala, giornate di sole e notate da incubo con tuoni, lampi, pioggia e raffiche di vento.